Con la visita all'idrovora di Torre di Fine si è concluso il progetto scolastico Conosciamo il paesaggio di bonifica del Veneto orientale, che anche quest'anno ha coinvolto oltre 500 studenti delle scuole del territorio, grazie al personale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Abbiamo fatto una lezione introduttiva in ogni classe spiegando il ruolo del consorzio di bonifica nel territorio e spiegando come la bonifica sia un argomento estremamente attuale ancora oggi e come sia ciò che plasma realmente il paesaggio nel quale viviamo tutti i giorni e nel quale esistiamo. Abbiamo portato i ragazzi fuori con noi ad esplorare dei tratti di canale vicino alle loro scuole, in modo tale da permettergli di capire che appunto la bonifica è ovunque dove vivono e non solamente dove c'è un'idrovora o dove c'è un canale piuttosto grande, piuttosto importante. A conclusione del percorso è stata realizzata una mappa di comunità digitale pubblicata sulla piattaforma Padlet e consultabile attraverso il sito del Consorzio. Un mosaico di immagini, riflessioni e testimonianze nato dalle emozioni e dagli sguardi degli studenti, chiamati a raccontare ciò che considerano importante del proprio territorio. Per noi è fondamentale questo tipo di attività che facciamo con le scuole, perché credo che sia a questa età che bisogna trasmettere quelle che sono le consapevolezze del nostro territorio. Noi oggi diamo tutto per scontato, che viviamo in un territorio normale, però non ci rendiamo conto che siamo sotto il livello del mare, e quindi se non ci fossero l'azione di questi impianti non saremmo in questo territorio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza della bonifica, della gestione delle acque e del delicato equilibrio idraulico che caratterizza il Veneto orientale, un comprensorio che si estende su oltre 113.000 ettari di superficie e che grazie all'incessante attività di 79 impianti idrovori permette di vivere su un territorio asciutto e salubre. Far conoscere chi siamo è importante proprio perché così i ragazzi sanno tutta la storia, cioè noi se tutto il territorio e quindi Eraclea esiste è proprio grazie alle bonifiche che sono state fatte dai nostri predecessori oltre 100 anni fa. Spesso i ragazzi e anche noi adulti non ci rendiamo conto di come era questa zona, questo tutto il nostro territorio e come potrebbe essere se queste macchine non fossero ancora in funzione, perché questi non sono monumenti del passato. È bellissimo che il Consorzio porti i ragazzi a scoprire questo territorio, ma anche capire la nostra storia, da dove arriviamo, quanto delicato sia il rapporto tra l'uomo e l'ambiente e cosa facciamo di continuo per poterlo preservare.